Pontedecimo e San Gottardo si presentano al big match da prime della classe a paiate e a punteggio pieno. Tra i padroni di casa rientra dopo un turno di squalifica Marelli al centro dell'attacco, mentre anche tra gli ospiti c'è qualche novità in prima linea rispetto ad una settimana fa, con Belfiore a rilevare l'infortunato Apicella e Giudice a rimpiazzare Vittorio Pili. In azione di ripartenza sono 11 giri di lancetta sul cronometro. Marenco cerca in area Lipardi, anticipato dall'uscita di Tovani, ma un minuto dopo lo stesso numero 10 si procura al termine di questa serpentina la massima punizione decretata dal signor Angelini di Albenga. È glaciale dagli 11 metri Marelli che spiazza Tovani festeggiando il secondo centro in altrettante presenze. La squadra di Notaro assorbe in fretta il colpo e una decina di minuti dopo Tricarico gela il Grondona con questo piazzato. La traversa strizza l'occhio e Granata che mantengono così il vantaggio. Bisogna attendere il finale di frazione per annotare l'ultimo timido sussulto dopo una ventina di minuti di ghiacciaia. Giudice opta per la conclusione da fuori area anziché servire la velocità di Serpe. Rivera controlla senza affanni, regalando agli uomini di Pedemonte il riposo. Avanti. Riprese e montaggio di Daniele Orlandi ci proiettano al quinto della seconda frazione con il signor Angelini che interrompe il gioco prima della battuta a rete di Marelli per la carica del centravanti ai danni di Lodi. Ma all'11esimo all'improvviso ecco il pareggio con l'incredibile svarione di Bona che tenta di appoggiare a Rivera non accorgendosi della corrente Serpe che raccoglie e fredda all'estremo di casa da distanza zero. È unplane per l'attaccante biancorosso con il terzo sigillo in altrettante gare. Ma al 17esimo l'episodio che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro con il doppio giallo guadagnato da Ghiglino. Granata che devono ora affrontare una mezz'ora in inferiorità numerica, peraltro senza l'esperienza in mezzo al campo di un uomo del carisma del centrocampista ex Serra Ricò e Genoa Club Campomorone. Allora Notaro sente area di colpaccio e richiama in panchina Belfiore per dare più chili in avanti con l'ingresso di Vittorio Pili ad affiancare Serpe in prima linea. Proprio l'autore del pari alla palla del sorpasso al 24esimo, ma lo stop imperfetto fa sfumare la favorevolissima opportunità ospite. A questo punto ci si aspetta un Pontedecimo asserragliato in difesa a difendere con le unghie e con i denti un pareggio comunque importante, ma 5 minuti dopo a sorpresa ecco il nuovo sorpasso Granata con il piazzato di Bernardeschi che premia in area l'avanzata di Diodato che svetta andando ad incornare sul palo lungo. Impossibile per Tovani intervenire, una rete dal peso specifico mostruoso, quella del centrale massiccio Scuola Sestrese. Al Pontedecimo passa anche il treno del 3-1 per chiudere la gara, ma Mazzaferro in contropiede si fa raggiungere dal disperato tentativo di Pietronave a pochi passi da Tovani. La vittoria odierna proietta solitario in testa alla classifica il Pontedecimo di Mauro Pedemonte, una vittoria importantissima ma anche sofferta perché ottenuta in inferiorità numerica nella ripresa per oltre mezz'ora. Il San Gottardo invece forse ha un po' deluso perché ha ottenuto l'uomo in più nella ripresa, non ha saputo creare le occasioni per un eventuale pareggio, anzi se andiamo a pesare le occasioni è stato forse il Pontedecimo più vicino alla rete del 3-1.